Amici bellini, è un nuovo giorno e una nuova settimana e qui a New York fa freddo. Ecco perché non è una questione di marketing, per carità, per carità. Comunque trovate i link in descrizione sia allo store italiano sia allo store internazionale, poi devo aggiungere... Vabbè, parliamo delle cose di cui dobbiamo parlare, cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, amici, noi ieri abbiamo fatto una bella live ed è stata straordinaria, numeri veramente importanti considerando che l'Italia era in campo, insomma, ci siamo fatti una bella diretta e abbiamo visto delle cose interessanti, soprattutto per quanto riguarda anche la nostra squadra, perché insomma questa nazionale non è che ci piace poi più di tanto, ma in generale le nazionali. Però c'è una cosa, e vi invito a scaricare l'app OneFootball con il link in basso in descrizione. L'app OneFootball ci riporta, se voi andate a vedere le notizie del Napoli, ci riporta anche per esempio un'intervista a Lozano, molto importante, cose che noi avevamo intuito, che però vengono confermate dall'interessato. Allora è bello, questa è l'unica cosa secondo me positiva delle pause nazionali, che quando vanno in nazionale gli fanno le interviste ai giocatori e i giocatori parlano, e in questo caso il Napoli non li può bloccare perché lo sapete, no? La comunicazione, c'è sempre quel fatto del Napoli: ah, non dovete parlare, zitti tutti, le diritti d'immagine, problemi, controlliamo il Twitter, controlliamo l'Instagram, quindi è bene che parlino, e ci rendiamo conto, guardando anche l'intervista di Lozano, che lui è stato in forte difficoltà, ovviamente, addirittura si è chiesto l'anno scorso: ma cosa ci faccio qui? E lui dà, insomma, anche credit to his wife, no? Che le è stato vicino in un momento di seria difficoltà sia personale che di squadra. Ovviamente ricordiamo tutti i macelli, ammutinamenti, partite veramente indegne anche dei giocatori, insomma è stata una situazione un pochino complicata. Però oltre questo mi piace sottolineare che i giocatori che sono in nazionale ci danno degli spunti per quanto riguarda la nostra squadra. Noi dobbiamo vedere, se facciamo un calcolo, no, dei giocatori che sono andati in nazionale. Vedete, allora io mi aiuto con le grafiche perché così non mi dimentico niente. Meret, Di Lorenzo e Insigne in nazionale italiana. Meret riserva, vabbè, però Insigne l'abbiamo visto, ma non in forma, di più, ma non leader, ma non capitano, perché capitano è Lorenzo, ma leader di spogliatoio, leader di squadra, amato dai compagni, va ad aiutare i compagni sia tecnicamente sia a livello psicologico. Si stanno ritwittando tutte queste immagini di Insigne con cazzimma, con grinta, una grinta. Tutti hanno paragonato l'immagine di Insigne a quella di Gattuso, no? Quando Gattuso era giocatore. Ecco, vediamo un Insigne veramente mentalizzatissimo, che dovrà semplicemente continuare così e portare tutta questa grinta anche all'interno del nostro spogliatoio. Non credo che manchi, e può essere che tutto questo macello che è successo tra giurisprudenza, sentenze e cose varie, voglio sperare che questo è un primo esempio della reazione in campo dei nostri giocatori, che probabilmente anche loro infastiditi da tutta questa faccenda, quando poi vanno in campo dimostrano di voler vincere sul campo, il famoso sul campo, che è la cosa più importante che interessa a noi, quei punti teledevoli, punto di penalizzazione, anche se qualcuno adesso sta dicendo che ci sono anche possibilità che la sentenza si possa sdoppiare, addirittura che non si ripeta la partita, ma che addirittura il punto possa essere tolto. Ma mi informerò, non voglio dare notizie affrettate. State tuned ovviamente su questo canale, lasciate il like, iscrivetevi al canale, così saprete tutte le cose mano a mano che succedono. E se YouTube non vi manda la notifica, c'è il canale Telegram, link in basso in descrizione, dove io vi mando tutte le notifiche e vi faccio sapere anche se magari faccio delle live da qualche altra parte, perché ci sono altre piattaforme che io sto curando ed è importante magari anche seguire da quell'altra parte. Ma saprete tutto, soprattutto se seguite canale Telegram eccetera eccetera, perché è un po' paura qua a parlare di certe cose, che moderatori che tolgono da mezzo, non so, ma attenzione.
Oltre agli italiani, noi dobbiamo considerare Mertens, leader assoluto anche nel Belgio, un Belgio che è pieno di campioni di top player. Immaginate la palla in mattonella per un calcio di punizione con De Bruyne che la mette a terra e si allontana e magari tutto il mondo si aspetta il tiro di De Bruyne, che ci sta. Mertens si prende la responsabilità, il compagno lo lascia tirare, lo mette nell'angolino, un gol straordinario del nostro Ciro Mertens, e quindi è questo. Ma anche le cose Zielinski, vabbè, ieri non è capitato anche in una partita non eccezionale della Polonia, l'Italia ha giocato bene, li hanno distrutti. È stato solo bello vedere Insigne, Zielinski e Jorginho insieme di nuovo, insomma, ricordi di amicizie, comunque di bei rapporti. Quello che è un altro che dai nazionali ci sta impressionando molto è Mr. Elmas, che praticamente con la sua Macedonia primo entra nella storia per la qualificazione, serpentina, dribbling dalla sinistra, imprendibile, poi la mette in mezzo, scambi veloci, Pandev segna per la Macedonia, fanno la storia. Dopodiché nella partita successiva ieri lui si trova sulla destra con l'esterno destro, cross trivela alla Quaresma, colpo di testa di non so chi, gol, quindi assist per la Macedonia. Alla grande. Tra gli altri che stanno giocando in nazionale, che sono impegnati nelle nazionali, c'è Yusai ovviamente, c'è Fabian Ruiz con la Spagna, mi faccio aiutare un pochino anche dalla grafica, c'è Lobotta, c'è Mario Rui, la quale maglia è stata messa all'asta per una questione di charity, e quindi pure va bene, qualcuno la vorrà la maglia di Mario Rui, Fabio, lo chiedo a te. Poi, dopodiché Koulibaly nel Senegal, a quanto pare diffidato, ammonito, quindi non sarà convocabile e disponibile per la partita poi dopo successiva, mi dicono che avverrà poi a marzo, non lo so. Comunque veramente sono situazioni da tenere d'occhio, perché adesso c'è la pausa e siamo tutti appallati dalla pausa, palle e palloni. Però poi ci saranno impegni uno dietro l'altro, e quando si andrà nel vivo è meglio averli tutti a disposizione, quindi in questo caso questa munizione è benedetta. E poi le dolenti note sono quelle di Osimhen, che purtroppo con la sua Nigeria segna, si infortuna, e teniamo d'occhio la situazione di Osimhen, che pare verrà a mancare con il Milan. Ecco perché nel video precedente che voi trovate su questo canale io ho fatto ipotesi senza Osimhen, sempre con il 4-2-3-1, che credo sia la prima idea di Gattuso. È possibile ipotizzare un Petagna al centro e lasciare tutto com'è, oppure un ritorno al 4-3-3, dove però non metterei Lozano. Se si torna al 4-3-3 è forse meglio ipotizzare, facevo questa riflessione, a un Politano Petagna Insigne, perché il 4-3-3 che conosciamo noi prevede più scambi tra le linee, più palleggio, entrare con triangolazioni eccetera eccetera, piuttosto che lanciare in profondità come con Lozano e Osimhen capita. Quindi magari, ecco, se si torna al 4-3-3 è forse plausibile, ipotizzabile più un Politano che un Lozano. Poi ovviamente bisogna considerare sempre come tornano dalle nazionali. Gattuso dovrà fare le sue valutazioni, vedere se sono in forma, se sono stanchi, se il viaggio è così, se facendo corn, se non escono casi di positività. È notizia di questi giorni, insomma, che la Norvegia viene bloccata dall'autorità sanitaria locale e non può partire per la Romania. La partita viene annullata, sospesa, e si dovrà capire se la UEFA la rimanderà, troverà un'altra data, oppure darà il 3-0 alla Romania, se questa partita non influirà sul risultato finale. È tutto sul piatto, niente è scontato in questo momento. I casi stanno aumentando, non solo i casi di positività, ma anche i casi in cui l'ASL, come da protocollo calcio, interviene, e se interviene hanno l'autorità. Mi sembra inutile continuare a dire queste cose qua. Poi anche Ospina impegnato con la Colombia. Insomma, questi sono i giocatori impegnati in queste nazionali. A me, insisto, le nazionali non piacciono, però uno, li sentiamo parlare ed è bene, perché ci piace sentirli parlare. Due, vediamo l'attitudine in altre formazioni, in altri moduli tattici, e quindi possiamo prendere anche spunto. Elmas è capace di fare tutti e tre i ruoli dietro la punta tranquillamente, ed ecco che possiamo prendere anche qualche spunto tattico, e possiamo vedere anche gli avversari, e adesso ci stiamo avvicinando
alla partita con il Milan, che ci interessa moltissimo. Sarà una partita da fuochi d'artificio e vediamo un pochino come si approccia a questa partita. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Per me Insigne o mostro, e come ha detto Elpidio, quest'Italia un Insigne così non lo merita. Però lui merita la soddisfazione del numero 10 ed è suo, è tutto suo. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.